solidarietà al Consiglio regionale della Scozia per l'opposizione alla Brexit. Allora, poi nei vari commi considerati e tesi eccetera, viene fatta molta enfasi sul fatto che appunto la Scozia è una regione senza Stato e che nell'occasione di questo referendum, dove tutto il Regno Unito è stato chiamato a dare la propria opinione, nella regione scozzese, che aveva già fatto un referendum all'interno della propria popolazione per chiedere se la popolazione volesse o meno rendersi indipendente dallo Stato nazionale a cui appartiene e che il cui risultato era stato negativo, appunto in realtà la maggior parte della popolazione scozzese ha votato a favore del fatto che la Gran Bretagna rimanesse nell'Unione Europea. Noi adesso qui si chiede appunto di dare solidarietà a un popolo, a una regione che vuole in qualche modo esercitare l'autodeterminazione e la propria autonomia nel rimanere nell'Unione Europea. Allora io sono assolutamente d'accordo su tutte le forme e tutta la mia solidarietà va a chi vuole in qualche modo esercitare la propria autodeterminazione e la propria autonomia, e su questo mi troverete sempre d'accordo. Ma il problema è che autodeterminazione e Unione Europea non sono compatibili, è un ossimoro. È un ossimoro perché l'Unione Europea, così come definita dai trattati internazionali a partire da Maastricht e tutti i successivi, è un'unione che richiede la completa o la maggior parte, la maggior possibile cessione di sovranità da parte degli Stati nazionali e di conseguenza a cascata di tutte quelle che potevano essere le regioni e le autonomie specifiche per comunità più piccole. E questo io l'ho sentito dire e ribadire ogni volta che abbiamo discusso dell'autonomia di questa regione. A tutti i convegni, in tutte le occasioni in cui si discuteva del pericolo che la nostra autonomia sta rischiando in questo momento, con le spinte centralizzatrici dello Stato italiano, la nostra autonomia appunto è a rischio. E si diceva, spesso viene detto, che è vero sì che sono importanti le competenze, è vero sì che è importante il raggio d'azione che in qualche maniera ci viene concesso o ci siamo guadagnati, ma quello che veramente distingue la reale capacità di autonomia e autodeterminazione è la capacità finanziaria, la possibilità di gestire denaro. E allora noi capiamo che, e lo vediamo tutti i giorni, noi siamo impediti a farlo, il nostro bilancio è sempre più irrigidito, quello che lo Stato chiede come contributo per il risanamento della finanza pubblica, quello che ci viene chiesto ogni volta è frutto delle necessità che vengono dall'alto e che vengono imposte per riuscire a mantenere i dettami dei trattati internazionali che abbiamo sottoscritto. Allora io non capisco come possa essere messa insieme una solidarietà all'autodeterminazione di un popolo e la permanenza nell'Unione Europea. Allora se veramente vogliamo essere solidari, dobbiamo dire alla Scozia: fate il vostro referendum e rimanete fuori dall'euro, approfittate per una volta di quello che una nazione più grande del singolo è riuscita da sola a ottenere, a dichiarare. E tra l'altro, fortunatamente abbiamo fatto passare del tempo, così come forse era necessario dal famoso giorno del referendum, perché se fino a quella giornata sono arrivati gli strali, le minacce,
rivelazione di imminenti sciagure nell'economia e nello stato di vivere dell'Unione Europea, degli Stati appartenenti all'Unione Europea, è vero anche che recentemente persino grandi istituzioni finanziarie hanno dovuto ammettere che si erano sbagliate nelle previsioni. Allora, se veramente vogliamo essere solidali con il popolo scozzese, noi dobbiamo avvisarli che rimanere o fare una battaglia per rimanere